Buongiorno ragazzo, volevo farti vedere in qualche modo l'area camper di Napoli. Le colonnine sono C16, quindi sono quelle che tengono di più in assoluto, perché sono tre i tipi di colonnine: la C6 che è quella che salta, la C10 che è quella che ad esempio tiene l'Alde, ok? L'Alde con le alte resistenze, e la C16 puoi tenere qualsiasi cosa contemporaneamente. Questo è Ferdinando, Ferdinando, vieni, è la mascotte del campeggio. Ciao bellissima, ciao! E che ha paura della Amy. Non è neanche interagito col CP. So, la stazione del treno è 1 chilometro di distanza. A noi è andata bene, però a 200 metri dall'area camper c'è sto sottopasso che è 2,50 metri. La prima mattina ancora scoppiano petardi. Cioè questo è cos'è? Il 2 dicembre? No, il 2 gennaio, poi già vanno avanti. Quando nelle recensioni scrivono strade pericolose da fare in camper, credo intendano queste non sono pedonali come potrebbero sembrare su strade. So, qua proprio passione ai petardi, c'è tutte le vie mieri dei petardi dappertutto. La stazione che ovviamente trovi su Google Maps si chiama Bella Vista. Un po' come a Roma, ti dicono stai attenti ai borseggiatori, però vedo tanta polizia e militari. Questa è la fermata della metropolitana Duomo e come avrai brillantemente dedotto adesso andiamo a vedere velocemente il Duomo. Drown my sorrow, no tomorrow, no tomorrow. I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, 'cause I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Questa è la chiesa di San Severo al Pendino, poi trovi tutto sulle puntine come sempre. Waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. Made to feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Questo qua è il Padre Gesù che ho in camper col cavallo, che è il truce da tutti quanti che va col cavallo, perché noi erenti e strisce. È una mostra bellissima, fantastica e per di più gratuita, quindi è d'obbligo da fare se sei in questo posto nel periodo di Natale. I find it hard to tell you, 'cause I find it hard to take. Questo non è dal Duomo, questo è il Duomo, enormissimo. Occhio, altissimissimissimi. Comunque ragazzi, prezzi assurdi, altro che Napoli economica, c'è una cicettina così di biscottino 2 euro, ma sei fuori. Napoli è mille colori, Napoli è mille paure, Napoli è voce e creatura, che sai chiano chiano e tu sai che non sei sola. Cosa mostruosa al Duomo, forse
senza forse. È il Duomo più bello e costoso che abbia mai visto in tutta la mia vita, credo. Napoli è un solo mare, Napoli è adori mare, Napoli è una carta sporca e nessuna se ne importa e ognuno aspetta shorta. Ho visto poca morte e sofferenza, al contrario di altre chiese, però è lo stesso. Ora è il prete che fa il saluto motociclistico. E tu? Ora qua tutti gli accessori e tu? Qui è l'epoca. Napoli è una camminata, prende via mia salata. Napoli è tutto un sogno e a sabato tutto il mondo, ma non sa la verità. Napoli è mille colori, mille paura, Napoli è un solo mare, Napoli è adore mare, Napoli è una carta sporca e nessuno sa ne importa, Napoli è una camminata, Napoli è tutto un sogno e a sangue tutto mondo, Napoli è mille colori, Napoli è mille paura, Napoli è un solo Noi abbiamo avuto la fortuna di avere un'amica a Napoli che ci ha detto tutti i posti tattici dove andare, quelli meno turistici. Beh, questa è la pizza fritta, devo dire niente di che, è una scortesia unica purtroppo. Gesù che stavi tutte giornate perché viva grazie a te. Appunti interni, a Napoli ci sono più targhe Polonia che in Polonia. Mo provo Ubaba, non so cos'è ma so che devo provarlo. Eccolo qua, questo è il famoso Ubaba, ho apprezzato tantissimo perché ce n'erano farciti da 2,50 eccetera. Gli ho detto qual è quello più tipico, consigliami quello più tipico, mi ha detto che è quello classico qua che costa anche meno di tutti, quindi ho apprezzato questa cosa veramente. Teo Teocoli. Questa dovrebbe essere la famosa via dei presepi dove trovi tutte le statuine con i personaggi. Il campione italiano di tennis. Eh sì, qua ragazzi, presepi e fuochi artificio. Questo vende le basi, vedi? Aspetta che adesso Alessia farà la guida veneta. Io direi che è inutile da visitare questa strada, cioè fai una fatica a camminare che è una cosa mostruosa. E pertanto usciamo, cioè, non ha proprio senso, non è per nulla piacevole. Ah. Sinistra? Guarda questo, si è stufato del clacson, ha messo la campanella. Ora rotto. Pensa che non passi. Pensa che passi. Anche preseperie da skate. Sai, t'ho pensata così, immaginando te ad un passo da me, la
la stessa pelle nuda, così delicata, la tela di un pittore. Un'altra parte di me che forse ho conosciuto stasera con te mi fa sentire antico e mi maledico, patetico e dannoso, un cuore e una frase. Nel mio sguardo ti rifletto già, ma il mio cuore tutto questo lo sa. E sotto il cielo blu di Napoli si accenderà una stella per te. Dal mare arriverà una musica che canterò per te. La luna è un po' diversa a Napoli, gli innamorati sanno perché. La luce che accarezza i brividi mi illumina di te. Guarda l'amore che fa, ti lascia un'emozione per l'eternità. Conservala con cura, non farla volare. Attento a quelle sere, non sono un affare. E nel dubbio prova a stare qui, e la notte ti innamorerà. E sotto il cielo blu di Napoli si accenderà una stella per te. Dal mare arriverà una musica che canterò per te. La luna è un po' diversa a Napoli, noi innamorati adesso sappiamo perché. Un caffè lungo, ignorante di femmina. Qua non si beve il caffè, qua si beve un caffè. Ah, ricordati un'altra roba, che a Nappala fanno il caffè molto molto ristretto, e tu mi dirai, beh, è quasi come il nostro. No, quasi come il nostro, un cazzo, questo è il caffè lungo. Era quasi Amici in versione Bangla. Io scherzo, ma la cosa che alla fine nessuno ne parla è che la cosa più tipica in assoluto è Pulcinella, i cornetti. I cornetti, nel senso i cornetti portafortuna, cioè sono in tutti i negozi. Ah, anche qua, pensavo fosse tipico di Benevento. Quanti... Qui è il cortile di Santa Chiara, dove vengono a dormire senza tetto, puoi vedere alle mie spalle. Quello invece è campanile. LS. Tutto ovviamente bellissimo. È indiscutibile il fatto che trovi cibo a pochi soldi, è indiscutibile il fatto che trovi tantissima varietà di cibo fantasioso, però a livello di qualità, insomma ragazzi, non voglio assolutamente dire che fa schifo, assolutamente no, però ho provato con i migliori locali di Napoli, roba normalissima come da noi, probabilmente c'è l'ingrediente segreto, un po' di aria di Napoli sopra. Fagliela un nonno. Sì che è quella. Non ho mai visto così tanto macchine dell'esercito in una città. A Barcellona ce n'è solo uno, si dicono gli amici local che giustamente ci tengono al turismo, per quello c'è tanta polizia, perché il turismo porta soldini. Questi sembrano gli orsetti del cuore, quando eravamo piccoli. Qui c'è la pula, scappano tutti. Scappa tutti, dov'è la pula? Dov'è? Stanno scappando tutti. Partetta una forma netta una car. Fui una festa e per fuori balcone, non sa che bandiera per tutta la città. Ma Saniella portai in un babà, ma Regina voleva mangiare. Fui a Cussica con l'acqua e la farina, un bello guaglione facetta cantare. Poco dai la bandiera colore, pensai in un momento, ricetta maestà.
mo ci mette due pumarulelle, custa mozzarella e una fronda resta, poi un forno e tappiccia, 2 minuti e va faccia assaggiare, che la pizza mandaia parigina, perciò margherita la vetta chiama. Napoli, oh racconta una Napoli. Ce la farà il nostro eroe a passare l'incrocio? Ce la farà o non ce la farà? Non solo Polonia, anche Francia. Gennarina a Pozzuoli cresceva, parlava che la gente soltanto è Gesù, ma c'è stava chi non ci credeva, noi giorni di settembre muletta a frutta. Adoro sti casini, li adoro. Niente può fare, ma sapeva che Dio stava là, e a così impara visa saglietta, e io penso che male sapetta fermare. C'era un principe senza casato che aveva cambiato la sua identità, diventato un attore importante per tutta sta gente, era il grande Totò, e contento morì in povertà, aiutato tanta gente a campa, chi tu principe e chi tu muore, ma quando avvenire ci ha saputo portare. Racconta una Napoli, faccia pure le vite, come legge la storia, sta bella città. Una notte ero in barca a Sorrento, in un mare elegante vestito di blu, sotto un cielo pezzato di stelle, da un vecchio terrazzo qualcuno cantò, una voce cantava per me. Non vedevo nessuno perché era il canto del grande Caruso che il mare l'aveva tenuto. Ovviamente ti ho fatto vedere solo alcune parti di Napoli, perché Napoli comunque è una città immensa, quindi è chiaro che non posso farti il video di ogni stradina. C'è stata una baruffa, aveva anche ragione la signora, praticamente si è messo uno a mangiare le pizze, però quando c'era la gente in coda togliti che la gente fa le foto. Abbiamo notato che qui tantissime epigrafi sono senza la foto del defunto, probabilmente per un discorso di privacy. Le zone che hai appena visto sono i quartieri spagnoli. In più hai visto la zona di Maradona, che su Google Maps la trovi come Maradona Graffiti. Comunque sul sito cerchi Napoli e trovi poi tutte le posizioni GPS dell'uomo, ovviamente quando avrò tempo di farle. Punti interni, commercialmente parlando, Napoli ti insegna moltissimo. Annunzia, no, ma è un'altra Annunzia, dai, questa sarà quella di altre robe. Questa è quella dei numeri. Eh sì. Che bello anche di sera, bellissimo. Andrà lato opposto. Sapete che con tutte le cose buone che ci sono a Napoli ci vuole coraggio a mangiare al McDonald's. Da ignorantissimo, più bella questa galleria rispetto a quella di Milano. Che figata! Se no non saresti entrato qua dentro, sì. È una libreria immensa, infinita, infinitissima. Un ipermercato dei libri. Hai trovato i tuoi manga? Devo trovare quelli là. Palazzo Reale o Palazzone Reale. Siamo arrivati in orario di chiusura, lo vediamo domani mattina anche perché abbiamo pianificato qualche giorno solo a Napoli. È bellissimo! Svolta leggermente a destra verso via Agostino De Pretis. Ah, che locali fighissimi! Guarda che bello la van life in centro a Napoli. Sto facendo la ginnastica degli anziani con la spalla e la gamba.
Ma sì, a te Giacomina era questo vestitino sobrio così. Porco cane. Che è questo oggetto? Terzo caffè che bevo, ma ancora non capisco il detto, solo a Napoli lo sanno fare, solo a Napoli usanna fa. Consigliamo anche a te, c'erano consigliati in tanti, di prendere sempre un treno prima, perché è facile perdere le coincidenze e dopo niente, essere costretti a pagarsi un taxi. Immagino che costi parecchio. Allora, intanto, per evitarti tutti i casini, lascia perdere le metro che sono solo delle minchiate, cammina e goditi la città. Guarda invece Piazza Garibaldi, sempre solo Piazza Garibaldi, che significa che sali e scendi dal treno sempre solo in Piazza Garibaldi, perché se ascolti la gente devi straromperti le balle con le metro per 800 metri, letteralmente 800 metri. Eccoti qua, questa è Piazza Garibaldi, ti salutiamo e ci vediamo, spero, da qualche parte. Forse ti consigliano di prendere il treno prima perché comunque la stazione di treni è un casino assurdo, soprattutto trovare una biglietteria che ti vende i biglietti. Bello, abbiamo anche chiesto, non è questo il treno, quindi bisogna ritornare indietro, rifai altri biglietti. È veramente un nervoso qua a prendere i treni. Praticamente hanno cambiato un po' i treni, quindi quello che ci ha detto che il treno scendeva a Portici, sì, una volta scendeva a Portici, poi un mese fa hanno cambiato tutto. È bellissima questa situazione, in questa bellissima fermata ferroviaria, dove ci hanno detto che il treno passa quando passa. Ok, quello è l'orario preciso. Il culo, abbiamo trovato un ragazzo che scende a Portici, adesso lo seguiamo. Wow, bellissimo, bellissimo. Bella Venezia. Il culo, ragazzo, è stato veramente gentilissimo. Siamo arrivati a Portici, dovevamo arrivare, e il problema è che di sicuro ci riperderemo anche domani. I treni comunque ci sono comunque fino alle 11 di sera, però insomma, come ho detto anche lui, bisogna stare attenti a certe zone dove possono rapinare, insomma certe zone buie e certe stazioni. Guarda il Monster da Pampini. Ce l'abbiamo fatta. Siamo al pub, te lo dico perché se vieni in camper magari vai all'area camper estatico dove siamo noi. Il pub si chiama Dorian Gray, è a 800 metri dall'area camper e queste sono delle patatine fritte fatte in casa. Diciamo che hai poco altro in zona, il supermercato è 1 chilometro qualcosina. In teoria puoi anche mangiare fuori la cena a Napoli, gli ultimi treni sono alle 11, però visto quello che abbiamo passato, che siamo ancora un po', cioè siamo scesi, ci ha detto ragazza siete scesi proprio nella una delle peggiori stazioni che potevate scendere come zona, e quindi insomma non siamo proprio molto motivati a tornare la sera tardi, perché se si risbaglia inoltre. Il bello di questi posti local, ossia non turistici e fuori dal centro, è che ti trattano con i guanti, il personale è gentilissimo e la roba ovviamente è super. La stiamo facendo sporca, praticamente invece di farci 4 giorni a Napoli, siccome i mezzi pubblici ci hanno rotto veramente le balle, partiamo, quindi facciamo un giorno solo che l'abbiamo fatto e credo che andiamo a Pisa. Più parliamo più siamo convinti di questa decisione, anche perché Napoli la adoriamo veramente, io c'ero già stato, però effettivamente per quanto abbiamo detto facciamo con calma, abbiamo visto le cose più belle, ci resta fuori solo Castel dell'Ovo, che però non è proprio una meta obbligatoria, quindi partiamo molto felici con una tappa o 2 in più, quindi Pisa e forse Lucca. Ecco il Pierino tutto felice che stiamo tirando i petardi. Me li scoppi in bocca. Ma sono dettagli. Io le dico non lanciarlo dietro che c'è sì, anche la mamma. tabù. Si lancia dietro. Una voce di creatura che sai chiano chiano e tu sai che non sei sola. Lights will guide you home and ignite your bones.
la migliore cultura. Dopo la rivoluzione